Cari piccoli amici pianisti, benvenuti alla quarta tappa del nostro viaggio. E allora, vi siete divertiti con la canzoncina Si parte? Bene, adesso in questa tappa impariamo delle cose nuove per suonare altre canzoncine. E allora apriamo il libro amico a pagina 12. Per chi non ce l'ha ancora può guardare queste figure. Andiamo a vedere di che si tratta. E allora, cari piccoli pianisti, vi presento la semiminima, eccola qua. Il cerchietto bianco diventa colorato e questa figura adesso vale un quarto. Ecco qua, vedete? Se noi contiamo fino a 4, ad ogni numero dobbiamo suonare una nota e così anche dopo. Contare fino a 4, questa è la chiave di violino e questi sono i 4 quarti che ci dicono appunto che sono 4 accenti per ogni battuta, quindi il tempo quaternario. Allora insieme leggiamo le note: do, 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 re, 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 do, do, re, re, do, re, do, re. E adesso andiamole a vedere sul pianoforte. E allora mettiamo la mano in posizione, anche qui abbiamo il dito numero 1 per premere il tasto Do e il dito numero 2 per premere il tasto Re. Quindi le note le abbiamo già viste prima e adesso vediamo con il tempo. Conto una volta fino a 4 per darvi il via e poi suoniamo e contiamo insieme una nota per ogni numero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Facile, no? E ora osserviamo quest'altra figura. Sempre chiave di violino, mano destra, ancora 4 quarti, tempo quaternario, contare fino a 4, però vedete abbiamo Do e Re, ma ci sono delle semiminime, delle minime e anche delle semibrevi. Quindi adesso vediamo, mischiando tutte le figure che conosciamo, cosa viene fuori. E allora contiamo sempre fino a 4, lentamente, ricordatevi le semiminime valgono un solo accento, le minime 2 accenti, la semibreve 4 accenti. Conto una volta fino a 4 per darvi il via. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E quindi, come avete visto, l'ultimo Do dura di più degli altri, è la più lunga, la figura più lunga, la semibreve. Ripetiamo un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benissimo. Ed ora vediamo con la chiave di basso il nostro amico Sol. E allora la stessa posizione, mano sinistra con il dito anulare, dito numero 4 sul Sol, sono tutte semiminime e sono tutti Sol. Conto fino a 4 e poi cominciamo insieme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bene, riproviamo un po' più veloce, ma mi raccomando, contate anche voi ad alta voce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benissimo. Ed ora anche per la chiave di basso mischiamo un po' di semiminime, minime e semibreve. Mi raccomando, contate anche voi ad alta voce che è molto utile per diventare più bravi. E allora mano in posizione. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Riproviamo un po' più velocemente. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benissimo. E allora adesso attenzione, a pagina 13 vedete questa figura. Cari bimbi amici pianisti, questo è il Do centrale però in chiave di basso, quindi è lo stesso tasto che abbiamo suonato con la mano destra, col pollice destro. Quando è scritto così in chiave di basso dobbiamo suonarlo col pollice sinistro. Eh sì, capita quindi in questa fase dello studio che qualche volta dobbiamo suonare il Do centrale con la mano destra e anche il Do centrale con la mano sinistra, e quindi qualche volta i due pollici, vedete, si mettono un po' tutte e due sul tasto e quando tocca uno l'altro si fa da parte e si alternano sul tasto. Andiamo a vedere questo esercizio adesso. Ecco qua una nuova figura dove abbiamo due pentagrammi uniti e quindi ce n'è uno per la mano destra e uno per la mano sinistra che vanno suonati insieme. E quindi vedete, questo è il Do centrale da suonare con la mano destra, poi viene il Do centrale da suonare con la mano sinistra, di nuovo destra, sinistra, 2 con la destra, 2 con la sinistra e poi uno con la destra e uno con la sinistra. Attenzione al valore 4, 4, questi sono da 2, 2 più 2, quindi 1, 2, 3, 4. Attenzione, questi sono da 1, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4. Ma andiamo a vedere sul pianoforte. E allora mettiamo le mani in posizione e facciamolo prima senza tempo. Quindi abbiamo il Do della destra, poi il Do della sinistra, di nuovo quello della destra la minima, di nuovo quello della sinistra, poi 2 con la destra, 2 con la sinistra e poi di nuovo 1 e 1. Facciamolo a tempo lentamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronti un pochino più veloce? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ed ora magia! Con le note che abbiamo studiato, le semiminime e anche il Do centrale alla mano sinistra, possiamo fare questa bella canzoncina a passeggio. Quindi ce ne andiamo a passeggio per la favola della musica. E allora leggiamo le note, abbiamo due pentagrammi uniti, due righe col doppio pentagramma, tempo 4 quarti, queste sono le note per la mano destra e queste per la mano sinistra, un po' come abbiamo fatto con si parte, però adesso ci sono le semiminime. E allora leggiamo le note, Do, Do, poi viene Sol, Sol, quindi si fa in questo modo, poi Re, Re, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Re, Re, Do, Do, Sol, Sol, Re, Re, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do e Do alla fine centrale con la chiave di basso la mano sinistra. E allora adesso vediamo il pianoforte. E allora come vedete sempre la stessa posizione perché abbiamo sul Do centrale a destra il dito numero 1 e il Sol per la sinistra col dito numero 4, quindi uguale. Le stesse posizioni, alla fine dobbiamo suonare il Do centrale con la sinistra. Adesso leggiamo e suoniamo le note. Do, Do, Sol, Sol, Re, Re, Sol. Do, Do, Sol, Sol, Re e Re. Poi Do, Do, Sol, Sol, Re, Re, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do e Do con la sinistra. Attenzione al tempo adesso, lentamente, possiamo magari contare, ma fermarci quando lo riteniamo più utile perché magari siamo indecisi su qualche nota. Allora contiamo senza tempo. 1, 2, 3 e 4, poi 1, 2, 3
3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Secondo rigo. 1, 2, 3 e 4. 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 Ecco, quindi abbiamo contato senza tempo per coordinarci con i movimenti da contare e le note da suonare. Adesso proviamo a tempo, lentamente. Conto fino a 4 e poi partiamo insieme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com'è andata? Potete ripetere dal video oppure andiamo avanti più veloce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benissimo! E adesso suoniamo con la nostra simpatica base. Prima contiamo ad alta voce insieme alla base e poi dopo lo rifaremo contando in mente. Vi do il tempo e cominciamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benissimo! E adesso lo rifacciamo contando in mente. Vi do sempre il via. 1, 2, 3, 4. Benissimo! Lo rifacciamo un pochino più veloce? Dai che è più divertente, un poco poco. Pronti? 1, 2, 3, 4. Allora, piccoli amici pianisti, com'è andata? Vi siete divertiti? Eh sì, in questo viaggio ci aspettano ancora tante belle sorprese con tante belle canzoncine. Allora voi studiate così possiamo andare avanti alla grande. E vi aspetto alla prossima tappa. Ciao!